Buongiorno da Rosolina Mare, abbiamo visto l'altro giorno alcuni operatori dei bagni cosa pensano, cosa si prospetta questa stagione e adesso andiamo a sentire un ristoratore, uno tra i più importanti che ha 3 addirittura ristoranti e quindi dà impiego a decine di persone, come stanno affrontando e come affronteranno questa stagione 2021. Con Omar Cappelletto, titolare di 3 ristoranti qua a Rosolina Mare, come vi state preparando per questa zona gialla? Allora, ci stiamo preparando in norme, ovviamente in base alle norme che ci sono attuali, quindi è un po' un casino, possiamo dirlo, perché adesso dentro non si può mangiare, si può mangiare solo fuori. Noi ovviamente siamo aperti mezzogiorno e sera tutti i giorni adesso per approfittarne, però il problema è il tempo, se piove, se non piove, troppo vento, la gente ha freddo. Tutto questo è quello che può essere il problema più grande per noi adesso. Gli orari li rispettiamo, le 10 di sera non lo so fino a quanto durerà, però spero poco, oltre anche per le altre attività colleghi che abbiamo che lavorano dopo le 10, però momentaneamente ci attrezziamo un po' con tutto quello che venga, tutto quello che abbiamo fatto comunque sia a giugno dell'anno scorso, preparazione con tutti quanti i sanificanti, sanifichiamo tutto, sanifichiamo il menù, c'è già il per le mani in qualsiasi punto, quindi è una cosa che cerchiamo un attimino di ritornare come l'anno scorso. Ecco, fareste la firma di fare un anno come l'anno scorso? L'anno scorso è stato particolare, siamo sinceri, è stata una cosa diversa, non ci lamentiamo, però ovviamente non come le altre stagioni, cioè le altre stagioni partivano da aprile e arrivavano a settembre, l'anno scorso tra lockdown e un po' tutto e con la paura che soprattutto qualcuno prendeva il coronavirus, ancora adesso c'è, e per poi magari ti succede nel locale e chiudi tutto, quindi il problema era soprattutto quello. L'anno scorso, ripeto, non è stata male, però insomma vorrei vedere più libertà per tutti perché un po' siamo stancati tutti quanti anche. Ecco, voi avete 3 ristoranti, quindi impiegate moltissime persone. Sì. Avete dovuto ridurre personale rispetto al 2019? No, fortunatamente ho fatto un accordo con tutti quanti i miei dipendenti e ho cercato di dare un po' esigenza a tutti quanti quelli che sono qua con me da anni, che hanno famiglie, quindi non ne ho pochi, quindi ho cercato di mettermi un po' d'accordo con tutti, fondamentalmente alla fine sono riuscito a accontentare tutti quanti perché non potevo lasciarli a casa, questo era poco ma sicuro, però comunque ci siamo riusciti. Spero che quest'anno ricomincio tutto quanto, sono in parola con tutti ancora e spero ancora che gli do da lavorare, insomma.